queste sono classifiche che secondo me trovano il tempo che trovano. Non dobbiamo esaltarci quando occupiamo le prime posizioni e non dobbiamo nemmeno abbatterci quando ne perdiamo. E però è innegabile, finiti i tempi d'oro con il boom nei primi anni 90, Belluno oggi continua ad essere in caduta libera nelle classifiche che misurano la qualità della vita redate dai due maggiori quotidiani economici, Il Sole 24 Ore e Italia Oggi. Ma se un mese fa l'indagine del giornale del gruppo Angelucci assegnava a Belluno il 22esimo posto, oggi, secondo la graduatoria pubblicata dal quotidiano di Confindustria, la provincia risulta in caduta libera, 44esima su 107. E l'analisi dei dati, pur impietosi, fotografano una realtà che è sotto gli occhi di tutti. Bene, affari e lavoro grazie all'export e alla bassa incidenza di giovani che non studiano e non lavorano, ricchezza e consumi per la capacità di risparmio delle famiglie, giustizia e sicurezza che confermano l'elevato livello di sicurezza del territorio, che naturalmente non fa il paio con il percepito dai cittadini. Male, per non dire malissimo, i risultati degli indicatori che misurano demografia e società, dove pesano come macigni gli indicatori che riguardano la cultura e con essa le possibilità di svago, ma anche il tasso di denatalità e di invecchiamento e la scarsità di medici. Monitoriamo la situazione, in questo momento abbiamo lavoro in questo territorio, siamo bene dal punto di vista ambientale, qui sono applicati solo una parte di quei requisiti che, ripeto, in questo momento ci fanno scivolare di alcune posizioni. Tutto si potrà fare in futuro fuorché intervenire sulle condizioni climatiche, perché anche per il ridotto numero di ore di sole al giorno Belluno precipita all'ultimo posto. Per il resto, chiosa Padrin, c'è sostanziale stabilità rispetto agli anni scorsi. Noi dobbiamo cercare di lavorare per migliorare sempre di più la qualità della vita dei nostri cittadini bellunesi e quella di offrire maggiori servizi quando sappiamo che un territorio di montagna rispetto ad altri territori è sicuramente penalizzato.